Questa mattina davanti al GIP di Padova si è celebrata l'udienza di convalida del fermo della mia assistita. Diletta Miatello si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Questa mattina davanti al GIP la 51enne ex vigilessa accusata dell'omicidio della madre e del tentato omicidio del padre ha scelto il silenzio. Una strategia difensiva concordata con l'avvocato Elisabetta Costa, nominato di fiducia, che ieri in carcere ha incontrato per la prima volta la sua assistita. La signora è in stato di shock ed è una persona che sta soffrendo moltissimo. Si è resa conto di quello che è accaduto? È molto difficile per me come difensore, che non ho nessuna competenza tecnica, poter rispondere adeguatamente a questa domanda. Sceglie di non aggiungere altro l'avvocato, che in queste ore ha chiesto di poter essere messa in contatto con chi aveva in cura Diletta al centro di salute mentale di Cittadella, una cura iniziata ma mai completata, appuntamenti che sovente la 51enne disertava. Troppo presto per ipotizzare la richiesta di una perizia psichiatrica per la donna, perizia che potrebbe comunque essere disposta anche dal giudice che dal momento della richiesta del fermo ha 48 ore di tempo per convalidarlo. Con tutta probabilità Diletta Miatello però resterà in carcere. Mantiene il massimo riservo l'avvocato sui contenuti dell'incontro avvenuto con la 51enne, se la donna ad esempio abbia chiesto o meno di vedere la sorella Chiara. Il fascicolo con gli atti è stato messo in queste ore a disposizione. Per i 2 capi di imputazione, omicidio e tentato omicidio, Diletta Miatello rischia l'ergastolo, vista l'aggravante dell'uccisione di un familiare. La procura punterà a contestare la premeditazione. Nella casa della donna sono stati trovati diverse paia di guanti in lattice. Gli inquirenti sospettano che si sia sbarazzata dei vestiti sporchi e abbia fatto una doccia prima di allontanarsi da casa. La colf, sentita dai carabinieri, aveva raccontato di essere stata allontanata da Diletta al mattino. Addosso la 51enne aveva una cuffia da doccia e la vestaglia. Maria Angela Sarto è stata trovata in una pozza di sangue avvolta in un piumino sopra il materasso, che però giaceva a terra. Forse la donna in un primo momento avrebbe cercato di liberarsi del corpo della mamma.